Se vuoi Stai fare pronto che magari parte forte? una cosa più vecchia romagna vuoi fare come senso? Va bene, allora mettiamo questa base. Così Ti racconto com'è andata? No, quindi Oh, mettiamoci sono anni comodi che non che ci ci racconta vediamo, com'è andata. Mauro. Attenzione. Sono anni che non ci vediamo. Com'è andata? Ti racconto brevemente cosa è successo in questi anni. Cosa è diciamo. successo? Dici. Allora, tu sai che io amo perdermi. Sì. O più che altro mi perdo. Scusate, guardo lui anche se siete voi. Però, guardi voi. Amo perdermi, più che altro Sì. mi perdo, mi capita, non ho assolutamente il senso dell'orientamento. Ed ero in una di queste mie derive Sì. un po' situazioniste, no? Come i situazionisti francesi, sai. Miro, Magritte, Certo, gente quelli spessa, che abbiamo studiato no? a scuola, Dalì, è chiaro, Mohamed sì. Dalì, Mohamed Cassius Dalì. Clay, no? C'è Sì. gente comunque molto spessa. Ero in questi sentieri collinari torinesi, Superga, Sì. Maddalena, non ti voglio dire esattamente dove perché poi entreremo nello specifico. Quindi ti eri perso così, camminavi, piace, passeggiavi, a me piace. vagabondavi per la precollina Vagabond- torinese. Anche collina, eh? Collina proprio. Sì, non no? sminuiamo, Esatto. cioè collina, no, Dai, ho detto io Maddalena, Superga, roba già sulla cresta, immaginami proprio su. sulla cresta. Quasi un alpinista ti definirei, scusa. Adesso esageriamo. Cioè, Comunque, il sentiero a un certo punto si fa meno sentiero Sì. e più giardino. più giardino. Io, sai come sono, un po' Sì. faccio finta di niente. C'erano quelle tipiche sedioline, immaginatele di ferro battuto, quelle bianche, che Quelle fa da giardino. un po' Pinerolo, come direbbe il nostro amico Nicchi, diciamo. Un po' Pinerolo, Sì, fa un quella po' casa insomma, di villeggiatura, però di sì, un certo vecchia stile. Torino, diciamo. Io mi siedo, inizio a fare foto, Sì. sai come siamo noi su Instagram, hashtag subito, giardino selfie. segreto, hashtag ferro battuto. Niente, arriva un cameriere, Sì. cioè, quello che capisco essere un cameriere che mi offre Addirittura, un cameriere, in una livrea. specie di tipo che sta lì che mi fa: Sì. ma tu vuoi da bere, vuoi qualcosa da bere? Io, ma c'è, Come no, ma figurati. a che livello posso arrivare? No? Fa, ma io tento un bevo, Moscow Mule, diciamo, tento un Moscow Mule per Sì. capire un po'. Niente, la cosa succede, arriva e mi ritrovo in questa specie di villa, diciamo, in questo giardino, nella quale io entro poi, sempre titubante, senza, diciamo, toccare niente, e al centro di questo salone, sempre col mio Moscow Mule, trovo un jukebox, Un bel jukebox. ragazzi, un addirittura. jukebox, dalle fattezze proprio quasi magiche, quasi magiche. Sì, poi diciamo la situazione è anche La abbastanza situazione è già pittoresca. abbastanza conturbante, già abbastanza strana, no? Diciamo. Sì. E il jukebox ha una selecta preziosa che va da brani anni 60 come, che ne so, For What It's Worth dei Buffalo Springfield, ma fino a roba di adesso, cioè tipo Royal di Lord. Quindi è Molto aggiornato, strano, cioè capire diciamo, quando è l'hanno aggiornato, aggiornato. Non sì. si capisce bene chi sia il proprietario della casa, no? Insomma, Sì. comunque Tu sono non ti rimasto lì. formalizzi più di tanto, ecco. Il cellulare non prende dentro, i muri sono spessi, siamo in collina. No? Comunque siamo tornati in questo posto varie volte, abbiamo ascoltato la musica, abbiamo fatto un po' di ballotta. Addirittura è Ma reiterata sì, ma anche come perché cosa, comunque il tipo continua a portare da bere, ha imbastito anche come fosse dei buffet, tutta una Sì, serie di... Quindi sì. ci piace, diciamo, tu stesso lo sai, sei venuto, cioè, Sì, sai di cosa sto pensavo parlando. fosse no? casa vostra. Per i tipi che siamo, adesso diciamo, abbiamo capisco iniziato a che- portare anche strumenti, robe, sai, comunque ci annoiamo facilmente. Sì. E abbiamo iniziato a suonare i brani contenuti nel jukebox. Quindi avete cominciato a occupare il luogo, Sì, addirittura tipo centro con le vostre villa, cose, centro ho capito. sociale. No? E avete Diciamo. cominciato a suonare i brani ispirati da questo jukebox. Proprio i brani del jukebox. Ah, ho capito. Con la difficoltà che, essendo alcuni non caldissimi, diciamo, Sì. no? Sia per la memoria dei testi, sia per proprio le mani, Sì. e non essendoci internet, ci siamo Sì. trovati, diciamo, a prendere appunti. E appunto su appunto Appunto su appunto. è appunto venuto fuori questo, capito? Ah. Che è una sorta di canzoniere che raccoglie i brani contenuti nel jukebox della villa. Quindi diciamo una specie di diario di questa tua Diciamo, da qui in esperienza. poi noi stiamo facendo solo più questo gioco, ci incontriamo in questa villa il pomeriggio Sì. e suoniamo questi brani, un po' come se fosse un karaoke, una jam session, diciamo. Ho capito. no? E quello è diventato il diario, diciamo, di questo. Sì, una abbiamo sport notato che di comunque diario. i brani di questo jukebox Sì. sono particolarmente uplifting, diciamo. Cioè comunque l'ascoltarli o il suonarli sì. è divertente, cioè è molto legato a questo concetto del to play, se vuoi in inglese, che è un po' suonare ma anche un po' giocare. C'è una sorta di terapia anche, che se non ho capito male. chiamala Questi terapia, brani che sì, ti chiamala spostano, terapia. come dire, ti fanno Comunque vibrare le il canzoni corpo. sono dei mantra, no? Ho capito. Basta che non sia mantra dito, che quello minchia. Va bene, e fino a qua diciamo potrebbe rimanere una Però cosa, dici, che cazzo me ne una frega cosa a tra me di di sta voi. roba, Invece no? questa cosa dell'innario La vogliamo portare portare fuori. Ah, Abbiamo detto, volete vabbè, ma perché portare- non possiamo, diciamo, fare giocare un po' tutti? Ho capito. Perché solo noi dobbiamo essere così da godere? Non possiamo farvi venire tutti nella villa. È chiaro. Perché non avendo neanche ancora capito di chi sia,
c'è una certa difficoltà, comunque siamo guardinghi, Sì, sì. ma possiamo venire a farlo in giro, cioè è un'idea. Vorreste farlo in giro? Non lo so, Cioè, io vorrei partendo provare, da io questo- vorrei provare, non quindi so avere dirti. questo luogo comune, diciamo. Poi lo facciamo. Che- Però vorrei provare, sì. Proviamoci. Cioè, come anche no? adesso, Mi se si piacerebbe può. molto. Si può Una fare specie, adesso. una jam Prendiamo session un- però un po' più, diciamo, regolare, perché parte su Ma sì, una una serie... roba un po' più spiritual. Comunque perché ti ho detto, sono dei brani. Vuoi farlo con me? Ah, io ci penso, Dai, adesso cazzo, tu mi vieni dici tu. cosa devo venire a Dai. fare? Boh, non lo so, tu puoi fare, che ne so. Ah, ecco perché non deve essere neanche una roba fatta bene, cioè ognuno fa un po' il cazzo che gli pare. Tu puoi fare l'ukulele e il Addirittura, beatbox, meglio tipo. di no, meglio di no. Mi fai Vabbè, fare l'ukulele. delle Fai la cose chi- così, tu fai la corrida. chitarra e il beatbox. Allora io faccio la chitarra, se tu spegni Io per adesso la spengo. base, perché così rimetterei, diciamo, un attimo i livelli un po' più a sensazione, perché anche lì tu spegni la base, che io così ti rimetto un po' quello che c'era prima. raga, ci credo, proviamo, ecco. E a questo punto quindi io Ah sì, vengo poi là. chiaramente la scelta del brano non sarà neanche poi una roba, cioè ci sarà spettacolarizzazione, sai, gira la ruota, tira le freccette, cioè ci sono i numeri, tu che numero vuoi fare? Ah, number 9. La 9. Vabbè, facciamo la 9. Cioè tu questa cosa qua quindi vorresti farla fuori, vorresti fare questa esperienza con la gente che arriva lì, che c'ha l'innario e dice ah, che cosa facciamo? Io la so, una cosa del genere, non ho capito. Ma anche se non la sai, diciamo. Vabbè, ci proviamo. Possiamo chiamare anche qualcun altro, tipo che ne so, il batterista del gruppo prima lo chiamiamo. Frank. Vieni anche tu, va. Facciamo, Te lo fai da solo, ma grande! non fatelo a me, ma facciamo un applauso a Frank, dai. Se trovo il cavolo. La facciamo strana, io metto la base. Un po' strana. Aspetta, faccio così. Magari è meglio se... Mi metto anche gli occhiali, dai. Quindi aspetta, Più metti un attimo particolare. così io mi accordo. Quindi Ok. cosa sta succedendo? Tu hai Non diciamo neanche che brano, la 9 di questa Tu hai cosa preso qua. da questo innuario Sì, io la pagina credo che numero comunque una persona comunque che è preso bene della vita, tutta una serie di robe, ma anche loro, diciamo, di sentirlo, si possa fare questa cosa e sia comunque uplifting, no? uplifting, non Faccio so cosa partire la voglia base. dire. Comunque se tu dici così io penso che sia una cosa tipo figo, una cosa del genere. Ho capito, va bene. No, si impara sempre, si impara. Ah, vuoi partire così con un battito? Io ho messo gli occhiali per dare tutto un tono più. Tu puoi fare degli shaker, delle robe di questo tipo. E fai il tamburello. E io cosa devo fare? Quindi la chitarra? O devo farti la Tu tipo chitarra? siamo in là, fai sentire molto il sì, però, una cosa un po' più indiana. Certo, è chiaro, è chiaro. Fai sentire come sei messo? Si può fare meglio, eh? Ce l'abbiamo? Qualcuno può fare dei sì dalla sta se avete dei flauti, delle medie. No, faccio dei suoni. Love is a verb, love is a doing word, fearless on my brain, and gentle impulsion makes me lighter, fearless on my brain, and teardrop from the fire, fearless on my brain. Gentle impulsion made me flower blossom, fearless on my brain, and black flower blossom, fearless on mine.
is my most faithful mirror, fearless on my brain, and teardrop on a fire of a confession, fearless on my brain, and most faithful mirror, fearless on my brain, teardrop from the fire, fearless on my brain. And it's stumbling down, it's stumbling down. Beh, per gli amanti del finale. Adesso mi sono buttato. Quindi Una tutto cosa così questo- come era fuori, si è capito? Tutto Aveva questo- senso? Non lo so. Cioè, Grazie a questo aveva libricino- senso? Boh. Grazie a questo libricino qua. Grazie a Sì, questo- dai, è stato divertente. No, no, io È mi stato sono un divertito esperimento, molto, diciamo, adesso spero poi che vi sia- Dobbiamo ancora assorbirlo, secondo me. Senti, mi dobbiamo posso ancora togliere la assorbirlo. giacca? Puoi toglierti la giacca anche perché io a questo punto, visto Sì. che sei qui in, diciamo, in questa veste. Sì, mi sono stancato. Hai Diciamo che cominciato ogni volta anche- che vengo ospite tuo devo venire con trick, ballac. Ti ricordi il periodo in cui mancavano gli ospiti? C'è stato un periodo in cui mancavano gli ospiti al salotto. E C'è sempre un periodo, sì, chiaro, esatto. mancano gli ospiti, figurati, qualunque. E magicamente c'ero sempre io. Ti ricordi che ero Matt lo stroboscopico, Matt? Certo, E ogni certo. volta mi sono dovuto inventare tutte ste Ti sei menate, formato, minchia, diciamo, grande. ti sei Mi sono formato. formato, sì, mi sono anche... E ti sei formato. Non posso una volta, come fanno tutti i tuoi ospiti, venire e prendere tipo la chitarra e fare un attimo tipo il cantautore. Sai che io cantautore. sono molto molto Ma se tu fai il contrario. cantautore io sono contentissimo, anzi chiederei un applauso. Sai che io con la sono molto chitarra. contrario, diciamo. Però... Ma sai, mi sono preso una certa libertà, però questa forse era sto proprio... Cosa hai fatto? Mi hai tolto tutto? Mi hai fatto il trabocchetto? Fammi capire. Adesso la senti un po' bassa, non te la posso alzare. Dai, adesso vedrai che la senti. Sì, no, ma dammene tanta, Mao, perché questa comunque Sì. questa è tesa. No, Cioè, nel figurati. senso... Ma l'hai Quindi accordata? tu vuoi fare ma te l'ho accordato. No, non voglio poco fa. fare cantautore, però una volta, dico, Adesso, c'ho quasi a 36 parte anni, che potrò un provare cantautore con la anch'io. chitarra accordata non si è mai si è mai sentito. credo Mi sono anche il messo la pubblico. camicia Cioè, seria. è una cosa anche filologica che io ti sto facendo. Raga, qui datemi Comunque, una mano, se perché proprio se era volessi, difficile quella prima... questa- se proprio volessi riaccordarla, ci abbiamo anche l'accordatorino. Io nel frattempo. Me ne dai di più comunque, posso- scusami. Ma guarda, te ne do quante Perché ne mi sembra vuoi. sia... Ti piace quando ce n'è di più. Già è molto alta comunque. Così va bene, ti La piace? faccio. Così il volume c'è. dai. Allora. Senti, ma non ci dici neanche che brano fai? Cosa fai? Un brano Ah no, tuo? scusami, che sono emozionato. No, Questo lo del so, cantautore lo mi so. crea una certa paranoia. Ma il comunque. cantautore quindi No. fai una canzone tua? No, ma Ah. figurati, ma sei matto. No, Scusa, essendo diciamo il mio battesimo, Sì. sei contento di tenermi a battesimo? Ma certo, sei una specie di figurati. Pippo Baudo, mi Ho hai, gi- mi hai ho inventato già- tu. Cioè, Ho già praticamente, come vedi qua, il cappuccio da frate. essendo il mio battesimo da cantautore ed essendo in questo posto incredibile che è il... Sì. Guarda, mi trema anche il ginocchio veramente come fossi uno... Vabbè, dai. Essendo qui al Lab sotto Piazza Vittorio in questa cripta che comunque nasconde, non so se avete mai visto, Hai ma detto dei bene, non è cripta. veramente, cioè che si Sì. va ai sentieri collinari che ho detto prima, cioè un posto incredibile. Certo. E avendo anche di recente dedicato, voglio fare un po' così il topografo, Sì. i Murazzi, no? Sì, bravo, Al grande Gibo Farassino da un lato Sì. e dall'altro sto creando una certa suspense a Fred Buscaglione. Sì. Io senza nulla togliere chiaramente a Gipo, che mi riconosco un po' in questo personaggio così un E po'... quanti come te? È chiaro, un po' guascone. un po' un guascone, sai. Scoglione.
Infatti, mi scuso ancora di tutto quello che sto facendo e vorrei fare un brano. Dammi tutto quello che hai, Sì. ragazzi. Dacci tutto quello che hai con un brano di Fred Buscaglione che si intitola Non ce lo Non te lo dici, dico. tanto lo conosceremo. Raga, è difficile. Già così, Facciamolo insieme. Sembra una chitarra. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto, e ora son solo a ricordare, ma vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, e guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, e guarda che luna, guarda che mare, che luna, che mare, che luna. Vabbè dai, oh. Che finale, Vabbè anche, dai, che finale, che finale che ci hai cazzo. fatto. Vabbè, la vuoi suonare tu? Perché io la vorrei, se posso dire, cioè, con tutta questa cosa, con tutto il bene che ti voglio. Conosco il batterista australiano che era qua prima, in realtà lo conosco molto bene e mi piacerebbe tantissimo suonare con lui e con te il tuo brano preferito. Se potessi proprio chiuderla così. Ma guarda, Posso perché farlo? allora, Dai, allora lasci chiamiamo fare. con un applauso Frank. Frank, dai, qua vieni sul qua, su. palco. Poi prendi un attimo il basso che vediamo su che linea che Certo. troviamo. Lasciami la Lascio la musica chitarra e a arrivo. Frank. No, no, mettili su Regi, cioè il coso di cartone, cioè Cartoon Network. Allora Frank, tu diciamo sei pronto con la batteria, vediamo trick e track, c'è tutte e due, vediamo dove arriva il bass e poi a questo punto di lungo. Sfoggia, ma un basso così proprio un basso che Scusami, visto un che ho fatto disimpegno, quello questo no, cambio, Frank, la giacca così. era la giacca grande stile, questa Questa camicia è la era la giacca. camicia da cantautore. Ah, A ok. questo punto mi voglio travestire da bassista di Mao. tu questa Scusa, sera qui davanti, cioè, esatto. stai facendo uno Ci spettacolo, sono, ci sai? sono. Sono anche Brachetti se vuoi. Esatto. Questo bassista di Mao. Ma sai, facciamo, ma è uno striptease, Oh. scusate, è un pubblico. Guarda che roba, eccezionale. Quindi per questa cosa qua ti sei messo anche una maglietta intonata al basso. Capito? Bassista di Mao, fan dei Beatles, sai. Mamma mia. Perché il brano che ho scelto tuo Eh. è il tuo brano più beatlesiano, diciamo. Sì, in qualche modo possiamo. Sai già qual è? Bello, Vuoi so che rovinare? quando dici così, poi vedo quel basso lì. Però no, io non ho detto Vuoi niente. rovinare le Sono sorprese? un attimo Cioè come il prima basso, quando hai detto facciamo la 9, facciamo Teardrop, vuoi stupire il fatto che la gente l'unico foglio che avevamo qua era Teardrop. Cioè, ma scusa, non fare queste cose. No, Comunque vabbè, sì, quelle sono- facciamole, dai. Sono il bello della diretta. Fammi sentire solo il basso che così vengo subito lì. Ah, dovrebbe essere proprio lui, eccolo. Senti che l'imperiale. Imperiale, bravo, imperiale è sempre la definizione che... Va bene, allora io adesso, se E tutto va così deve bene, essere arrivando lì comunque. dovrebbe funzionare. Anche il resto, speriamo. Ma come sono scialato che praticamente quello che dovevo cantare l'ho cantato e adesso sei tu. E poi detto però non
non dirlo, ma tu non l'hai detto però, non l'hai annunciato. Allora, non ho detto neanche una cosa all'inizio di questo mio intervento che mi sarebbe piaciuto dire. In realtà il fil rouge di questi 3 brani, che a questo punto avete capito che suoneremo, che ho scelto è l'amore, perché comunque sono un ragazzo molto ispirato e non riesco, diciamo, a trascendere dalle cose che mi succedono. E vabbè, questo pezzo qua è il pezzo sicuramente di Mao che più mi ispira a un futuro migliore e si chiama Un mondo diverso. Questo qui parte l'applauso. Un applauso proprio utilizzo. Adesso io dovrei... Forse sono un po' troppo imperiale. Comunque vabbè, dai, cerco di trattenervi. Tanto adesso arriverà il chitarrone imperiale altrettanto. Che erano i toni. Cambia un cazzo, sai questi bassini? Cioè puoi fare quello che vuoi. Sono quei vecchi bassi che comunque... Ah no, cambia ma in negativo. A me piace. È più bello così, così. va bene, infatti, va vai. bene. Allora, attenzione. Tu la sai, scusami. Ma sì, dai, facciamo come... Mondo diverso, perché tu sei, lui è molto, un applauso a Frank che è molto giovane, cioè che nel 2001 quanti anni avevi tu? Nel 2001? Un anno aveva un anno, ragazzi, dei 2000, è pazzesco. Vabbè, vediamo. Ci sono giorni in cui non sono motivato, ci sono cose a cui non sono affezionato. È un reato se non faccio attenzione. La luce è deliziosa e non ti sto aspettando. Forse cominci a piacere quando vuoi restare. Cosa ne pensi di un mondo diverso che gira lo stesso? Magari è un pretesto per fare del sesso. Differenze di temperatura, una logica della natura. Non dovrei preoccuparmi se mi sento infelice qua e là. Me ne sbatto delle prove contrarie. Da questa posizione non vedo un'obiezione. Oggi non parlo tanto, preferisco starmene a immaginare un mondo diverso che gira lo stesso, magari al contrario e in senso antiorario. Differenze di temperatura, una logica della natura. E non dovrei preoccuparmi se mi sento infelice qua e là. Non arrossire ma cerca di credermi. È una noia e serve un po' di strategia, di strategia. Grazie a tutti. Grazie a Mattia Martino, Oh, grande grazie a voi, stile. grazie. Attenzione a questo innario, grazie anche a Sì, Frank. torneremo. Adesso facciamo un brevissimo